Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Dopo la violenta grandinata e la pioggia torrenziale di ieri, le isole Eolie fanno il conto con il forte vento e con il mare in tempesta. A causa del maltempo di queste ore, Alicudi, Filicudi e la frazione di Ginostra sono isolate da ben 36 ore. Un incendio è divampato nella notte durante un temporale in un'area utilizzata per rimessaggio a Bagheria, in provincia di Palermo. 4 camper posteggiati l'uno accanto all'altro sono andati danneggiati a causa delle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco, indagini sono in corso per capire le cause del rogo. E adesso siamo a Giarre, in provincia di Catania. Inseguimento nella notte tra le vie cittadine. Un ragazzo di 18 anni non si è fermato all'ALT dei carabinieri e si è dato alla fuga in auto e dopo a piedi. È stato poi trovato in possesso di 5 kg di droga. Dovrà rispondere dispaccio e ricettazione. Dopo 15 anni di militanza in Fast Confsal rimette l'incarico il segretario generale della federazione Giovanni Lo Schiavo. Ritengo doveroso prendere le distanze da questo gioco al massacro che non mi appartiene per cultura sindacale, ha detto nella lettera articolata trasmessa oggi al segretario generale Serbassi. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.